Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qua nonostante il tempo non sia dei migliori e la giornata insomma è quel che è, ma l'argomento perlomeno è un argomento di grande rilevanza. Io non ho molto da dire se non interloquire con le nostre ospiti per cercare di capire a che punto siamo, qual è la situazione anche, vorrei dire, culturale del Paese e soprattutto quali sono i margini di miglioramento rispetto alla rappresentanza di genere, che è un tema non soltanto dell'economia, della cultura, ma insomma è un tema della vita di tutti i giorni in tutte le categorie. Io parlo per esperienza del mio mestiere. Oggi in Italia, su oltre un centinaio di testate rappresentative, il numero di direttori o direttrici donne è una esigua minoranza e il numero di donne in posti quadri è relativamente molto basso, pur essendo entrato in questi anni un soddisfacente dal mio punto di vista numero di giornaliste donne che stanno raggiungendo in alcune testate una quota di quasi il 50%, il che vuol dire che non siamo messi male almeno noi, però rimane il punto che sulle nomine, sulle qualifiche alte, la questione rimane ancora largamente aperta. Io comincerei da lei, Mosca, perché vorrei chiederle, nella nostra presentazione il nostro giovane anfitrione ha detto parliamo di a che punto siamo nelle società quotate, nei CDA delle grandi aziende. Io vorrei sapere da lei a che punto siamo, perché la legge di cui lei è stata sostenitrice ha ormai 10 anni, quindi dovremmo cominciare teoricamente a vederne gli effetti. Ed è vero, sì, gli effetti si vedono, ma in quale percentuale, con quale aderenza alle sue aspettative? Buongiorno, intanto scusate per la non presenza fisica, ma purtroppo mi era impossibile raggiungervi per tempo e quindi mi spiaceva non poter partecipare, quindi abbiamo usato la tecnologia per poter consentire anche questo collegamento. Vi ringrazio molto per l'invito e per aver organizzato un momento di riflessione su questa materia che continua a essere centro di grande discussione. Intanto le rispondo molto chiaramente rispetto agli effetti della legge, perché gli effetti della legge, diciamo, non sono l'elemento di preoccupazione, anzi, nel senso che la legge non appena entrata in vigore ha avuto un effetto molto più positivo rispetto alle aspettative, nel senso che ancor prima del limite temporale che era stato previsto dalla legge sono stati raggiunti dei risultati veramente inimmaginabili. Vi basti pensare che l'Italia è diventata un caso scuola a livello mondiale, perché noi 11 anni fa, quando la legge è entrata in vigore, eravamo uno dei peggiori paesi per diversità di genere nei consigli di amministrazione, cioè eravamo ad un livello di meno il 6%, con un andamento praticamente lineare, cioè non c'era stato nei 20 anni precedenti nessun incremento significativo. In questi poco più di 10 anni noi siamo tra i primi 5 al mondo e siamo diventati un caso scuola perché siamo quelli che hanno fatto il progresso più veloce nel tempo, più consistente nel tempo più ridotto. Oggi siamo intorno al 40% di presenza di donne nei consigli di amministrazione, quindi siamo a livello dei paesi nordici e della Francia, che sono sempre stati un po' il nostro punto di riferimento anche da un punto di vista normativo. La norma, quando noi abbiamo iniziato a parlarne, è nata anche confrontando le normative che erano entrate in vigore qualche anno prima nei paesi scandinavi e pochi mesi prima in Francia. La nostra è la legge gemella, diciamo, della Coppe-Zimmermann, che è entrata proprio qualche mese prima. Cito questo perché in realtà appunto la riflessione si amplia al di là dei consigli di amministrazione delle società quotate. Giusto per fare un breve riassunto per chi non avesse i termini della legge: la legge si applica esclusivamente ai consigli di amministrazione delle società quotate e delle società a partecipazione pubblica. Se si va quindi a guardare un po' al di fuori di questo confine, in realtà la situazione non è rosea affatto, nel senso che quell'effetto di contaminazione che noi avevamo sperato
dato potesse avverarsi a seguito, insomma, un po' a cascata in altri ambiti, non si è verificato, perché appena si va appunto a guardare al di fuori dell'ambito ristretto di applicazione della legge, tipo i consigli di amministrazione delle non quotate, oppure nel management, ci ritroviamo ad avere ancora delle percentuali di diversità di genere che sono ancora molto lontane rispetto a quelle degli ambiti in cui la legge si applica e a quelle dei paesi con cui noi ci confrontiamo. Mi fermo Perfetto. qui e poi magari approfondiremo i vari aspetti. Questa sarebbe stata la domanda. Scusate, non ho detto prima le regole di ingaggio. Noi converseremo naturalmente in maniera, come dire, veloce. Io spero di riuscire a porre molte domande e poi naturalmente, se il pubblico avrà piacere di porci qualche osservazione oppure se avrà qualche domanda per le nostre ospiti, noi, come dire, ben volentieri collaboreremo insieme a questa chiacchierata. Prima di arrivare alla professoressa Compagno, però, volevo chiedere ancora una cosa. Appunto, il paragone con i paesi nordici. Lei ha detto a un certo punto come quote, diciamo, di rappresentanza nei CDA delle grandi aziende ci stiamo molto avvicinando a quei paesi là, ma c'è una differenza sostanziale, culturale in questo paese che rende difficile fare un paragone per altri aspetti con quei paesi lì, perché la parità di genere, tolti gli obblighi di legge, si fa un po' fatica a raggiungere, tant'è che, come lei ha detto, appena si va in un CDA o in aziende non a partecipazione pubblica o non pubbliche completamente, le cose cambiano in maniera importante. Soprattutto, aggiungo io, e questa è la mia domanda, quando le nomine sono di competenza direttamente pubblica, pubblica quindi politica. Abbiamo avuto un caso recente con il CDA della Fiera di Verona, che è diventato un caso nazionale, tutti maschi, e fortissima resistenza da parte della politica ad accettare l'idea che non doveva essere così, che era sbagliato che fosse così. Quindi con reazioni del tipo: ma non abbiamo trovato le professionalità, le competenze che andassero bene. Poi alla fine uno va a guardare quelli che hanno nominato, insomma, non vorrei dire di più, ma insomma c'era dentro questo e quello. Quindi come si affronta questa seconda parte del processo, quella che non è normabile, per così dire, attraverso questo provvedimento? Allora, la risposta a questa domanda richiederebbe ore e ore di discussione, Ce perché in l'abbiamo? realtà c'è tutto un contesto che dovrebbe rendere più culturalmente più automatico, diciamo. Le quote, anche per chi come noi abbiamo lavorato e abbiamo sostenuto da sempre questo intervento normativo, non sono il fine. Le quote dovrebbero e sono un mezzo per poter accelerare un percorso proprio culturale di cambiamento. Quello che, diciamo, la voglio vedere dal lato positivo. Quello che fa ben sperare è che un'analisi non solo quantitativa di quello che è successo nei consigli di amministrazione, ma qualitativa, cioè l'andamento dei consigli di amministrazione, la composizione, non solo rispetto alle donne che sono entrate, ma anche rispetto agli uomini che sono rimasti o che sono entrati dopo la legge, ha dimostrato che una legge di questo genere interviene proprio culturalmente, perché ha migliorato l'andamento, la qualità in generale dei membri del consiglio di amministrazione. Facendo un esempio, sono entrati persone più giovani, più preparate, con livelli di istruzione più alti, con un'esposizione internazionale più forte rispetto a quelli precedenti, e sono state misurate anche un andamento migliore della governance del Consiglio di amministrazione, e studio del 2018, per la prima volta la Consob ha pubblicato una correlazione positiva tra questi consigli di amministrazione con questa maggiore diversità e miglior funzionamento e performance più positive delle aziende in cui c'era stato questo ampliamento. Questi dati dovrebbero essere la spinta per dimostrare che non si sta parlando di una lotta ideologica, anche in riferimento all'episodio recente della Fiera di Verona, non si sta parlando di una lotta ideologica per cui le quote sono il mantra. Stiamo parlando di un miglioramento del nostro sistema e una migliore qualità complessiva. Dopodiché, quando l'argomentazione del fatto che non ci sono professionalità, ecco, questa è un'argomentazione
che abbiamo assolutamente sfatato, perché appunto questa era una delle prime controargomentazioni quando abbiamo iniziato a parlare della legge. Oggi abbiamo dimostrazione che appunto anche con i dati che ho appena citato le competenze ci sono, bisogna solo fare un piccolo sforzo per andare a scovarle e perché normalmente quando si fanno le nomine si fa inerzialmente e si nominano le persone che sono già nel giro, che sono già diciamo sotto gli occhi. Perciò uno sforzo è l'unica cosa che serve, perché le professionalità ci sono e ci sono e come. Però sa che mi interessava che lei colpisse, se possibile, il punto della politica, perché noto una forte resistenza della politica a intervenire su questi temi. Volevo capire se questa è un'argomentazione che la convince oppure no, oppure insomma se vale per tante altre categorie. Ma io sono stata politica per tanto tempo, quindi insomma bisogna capire quale tipo di politica, non tutti, e sicuramente ci sono alcune resistenze, ma le resistenze purtroppo sono in qualsiasi ambito, perché ci sono delle resistenze nei settori privati, nell'imprenditoria, però ci sono anche invece degli esempi di grande apertura e di coraggio nel cambiare. Di fatto si tratta di cambiare una modalità e il cambiamento ha portato e porta dei risultati positivi. Va bene. Professoressa Compagno, allora io vorrei tornare così un po' vagamente direi sul tema delle competenze, perché non è vero che non ci sono donne laureate, anzi il numero di donne e soprattutto i numeri insomma scritti sulla laurea spesso sono più alti di quelli degli uomini, quindi il problema delle competenze non c'è. Il punto è come mai ne laureiamo così tante, almeno in epoca recente, ma fanno così fatica ad arrivare nei centri di potere, soprattutto ad arrivare all'apice. Io mi scuso un po' della banalità della domanda, ma credo che i temi alla fine debbano partire da questo genere di semplici argomenti. Sì, allora dal 2000 il numero di laureate donne supera il numero di laureati maschi. C'è stato proprio un cambio, un passaggio in termini di numerosità di laureati. La stessa Università di Udine per il 52% donna in termini di matricolazioni e di studenti attualmente in corso. Le donne, e questo l'abbiamo visto sia a livello nazionale, le ragazze, che a livello appunto dello studio specifico del bilancio di genere dell'Università di Udine, si laureano prima con voti migliori, sia nella laurea di primo livello, di secondo livello, sia in corsi post laurea. Quindi una massa al 50% dei talenti, delle menti, del capitale umano nazionale è fatto da donne, più del 50%. L'ha detto la professoressa Mosca, il cambio di passo nei consigli di amministrazione si è visto. Le donne entrate per effetto della legge mezzo e non fine delle quote rosa ha portato maggiore formazione, alta formazione. Le donne sono per il 95% laureate nei consigli di amministrazione contro l'89% dei maschi. Le donne sono più giovani e detengono potenziali maggiori competenze, voglia di cambiare, innovazione, no? Proprio per età e alta formazione. Quindi, come diceva, abbiamo oltre la metà dei talenti del nostro paese che è donna. Ora, le quote o qualunque altra misura di tipo pubblico che acceleri un processo sociale di mobilitazione e di inserimento nel mercato del lavoro di questi talenti mira o dovrebbe mirare ad un obiettivo, che è quello non solo dell'uguaglianza di genere, dell'uguaglianza e dell'accesso, la parità di accesso, ma dovrebbe mirare ad una efficiente allocazione delle risorse. Nel momento in cui metà dei talenti a livello nazionale non è mobilitato così come potrebbe o si dovrebbe, è chiaro che le prestazioni collettive del sistema sono subottimali,
perché peschiamo sempre in quel 50% di maschi, no? E andiamo ad attingere in quel 50% di maschi che evidentemente, anche a livello di probabilità e di allocazione efficiente delle risorse, non risponde a questi obiettivi. Lei mi chiede perché. L'ha detto la Mosca prima, cioè qui potremmo parlare tanto tempo. Una sorta di segregazione orizzontale delle nostre studentesse. Che cosa vuol dire? Si dice che è un genere segregato quando è concentrato per il 60% in alcuni corsi di studio. Allora, per un effetto di storici stereotipi che minacciano persino le aspettative, no, e desiderata delle ragazze, vengono spinte in qualche modo ad accedere a corsi di laurea a dominanza femminile, quindi scienze sociali, scienze umanistiche, sociosanitarie, e quindi segregazione diciamo orizzontale, e meno in quelle corsi di laurea cosiddetti STEM, quindi tecnologici, ingegneria e così via, scienze e matematica, che sono settori a dominanza maschile e settori che sono a più alto assorbimento occupazionale. Quindi c'è una prima segregazione verticale di genere, che è la sintesi storica di stereotipi e di storia millenaria sulle spalle della donna. Poi ci sono un insieme di difficoltà che non includono nel sistema economico la donna così come sarebbe utile per migliorare il modello di crescita e renderlo anche più sostenibile. Quindi la maternità, la mancanza di servizi, tutto ciò che limita la possibilità della donna di inserirsi a pieno titolo nel mercato del lavoro. Quindi i meccanismi sociali, quote rosa, politiche pubbliche che vadano nella direzione di aiutare la famiglia più che la donna a fare in modo che la donna possa essere sul mercato del lavoro, sono tutti strumenti utili e volti a una crescita più sostenibile della nostra società. Posso chiedervi che ruolo pensate che abbia la famiglia oggi nell'orientamento delle giovani studentesse, e se credete che ancora oggi, cioè le giovani ragazze oggi che escono dalle scuole medie, che si accingono a scegliere una scuola superiore e dopo la scuola superiore immaginano un'idea di un percorso universitario o lavorativo, se le famiglie hanno ancora un potere condizionante così forte come era sicuramente, io parlo di me, io sono nato nel 64, non credo di aver scelto deliberatamente che scuola fare, ricordo che la pressione della mia famiglia è stata molto forte. Vi chiedo oggi, in questi anni, voi percepite una differenza? I ragazzi, i giovani sono più liberi nel loro percorso, o comunque se femmina è meglio che vada là e se maschio che vada dall'altra parte? Questo voi lo riscontrate ancora? Chiedo prima alla professoressa Compagno, poi arrivo a lei. Sicuramente c'è stata un'evoluzione in questi termini, cioè le mamme di oggi non so più le mamme di una volta, possono essere degli esempi, ci sono degli esempi di donne che fanno carriera, gli esempi contano, gli esempi di donne che superano e sfondano i soffitti di cristallo sono importanti perché diventano nuovi modelli a cui le ragazze possono accedere, no? Sono modelli quotidiani, non devono essere delle eccezioni. Quando si finirà di dire è una donna no, sì, che dirige, che guida università, che dirige... Però senta, fermo fatto personale, lei però è stata la prima rettrice donna di una università statale italiana, quindi in fondo anche lei ha rappresentato quel tipo di fenomeno strano, per così dire, all'inizio perlomeno. E quando è successo, si sentiva guardata e osservata come un oggetto strano dalla comunità che aveva intorno oppure no? Questo senz'altro è stata una grande, hanno scritto tutti i giornali a livello nazionale di questa rettrice donna di questa piccola università del nord-est.
E questo è stato nel 2008. Nel 2008 è stato un segnale importante che è partito, che si è dato. Certo, mi sono sentita guardata in modo strano, in quel momento mi sono autodefinita una portatrice carnica, mi sentivo da carnica una portatrice carnica, quindi portatrice di simboli, di volontà di dimostrare che possiamo farcela, ma non possiamo farcela in via eccezionale, eccezionalmente rettrice, ma normalmente rettrice, come qualunque altro uomo, nessuno si meraviglia, può essere rettore. Questa è la vera vittoria. Grazie. Le faccio la stessa domanda sul potere delle famiglie e anche su questo strano ma vero che si realizza quando una donna raggiunge una posizione apicale. Sa, a proposito, ora ho avuto un flashback, professoressa Compagno, che io mi ricordo ancora il nostro primo incontro, quando io arrivai per la prima volta direttore a Udine nel rettorato che allora era nel palazzo che adesso è stato dedicato ad altro, me lo ricordo ancora. Non mi chiede che ricordo ho? Che cosa mi disse? No, mi ricordo naturalmente è stato un piacevole ricordo e lei mi donò il medaglione dell'università. Ecco, ce l'ho ancora. Da conservare. Va bene, scusate la digressione, prego, professoressa, a lei la parola. Sì, io sono molto d'accordo sul fatto che qualche anche importante cambiamento c'è stato e abbiamo dei modelli, molti più modelli a cui che possono ispirare le ragazze più giovani, questo indubbiamente. Però vi racconto un'esperienza, un aneddoto personale, proprio sul tema della distinzione tra la segregazione, diciamo, nella scelta del percorso di studio. Ricordo che l'Italia è al 77° posto su 79 per divario di genere nelle competenze matematico-scientifiche tra tutti i paesi studiati membri dell'OCSE, quindi diciamo abbiamo un ritardo ancora notevole e io continuo a pensare che questo ritardo sia ampiamente da attribuirsi all'aspetto culturale, quindi anche al contesto familiare in cui ci si trova. Proprio su questo tema con delle amiche, in particolare con un'amica astrofisica, Ersilia Vaudo, un paio di anni fa abbiamo fondato un'associazione che si chiama Il Cielo Itinerante per cercare di rompere questi stereotipi e di cercare e di avvicinare anche le ragazze allo studio delle materie matematico-scientifiche, semplicemente andando a far vedere le stelle in posti dove normalmente non si va, quindi portando in giro un telescopio e cercando di accendere un desiderio di poter andare oltre rispetto al contesto in cui normalmente si pensa di dover essere, diciamo, per andare oltre a un determinismo che ancora purtroppo è molto presente. In una di queste tappe che abbiamo fatto in un paesino sperduto, una bambina, episodio vero, una bambina mi si è avvicinata e mi ha detto: ma veramente io posso studiare anche astrofisica e magari posso fare l'astronauta come Samantha Cristoforetti? Io pensavo di poter fare l'insegnante o l'estetista perché sono mestieri da femmina. Queste sono cose, questa è una cosa vera che è successa. Questo a dimostrazione del fatto che non è ancora superato questo stereotipo. Non è magari ovunque diffuso, ma il nostro paese è un paese in cui le diseguaglianze sono molto forti, lo sappiamo bene, e in cui questi stereotipi fanno veramente fatica a essere superati e quindi io credo che l'intervento da un punto di vista culturale debba essere ancora molto forte e sono importanti certamente i modelli, ma i modelli devono essere anche modelli di prossimità, perché è vero che è importante avere una rettrice donna, adesso ce n'è più per fortuna, è vero che abbiamo alcuni esempi appunto come Samantha o come altri che fanno sperare, fanno sognare le bambine di poter fare anche qualcosa che era considerato da maschio, ma talvolta se questi modelli sono visti troppo lontani non scappa il meccanismo di identificazione. Quindi è proprio importante, certo, che ci siano anche dei modelli di prossimità.
D'accordissimo. A proposito, dico, siccome in sala ho visto qualche ragazzo, ricordo che in Friuli Venezia Giulia, proprio per aiutare i fenomeni di crescita delle professioni STEM da parte delle ragazze, gli ITS, gli istituti tecnico superiori, non prevedono il pagamento della retta, c'è uno sconto particolare per le ragazze, proprio per cercare di farle iscrivere a contesti di studio professionalizzanti, che di solito sono più ricercati dai maschi. Sentite, provo a dire una parola: patriarcato. Mi dite qualche cosa rispetto a questo? Cioè, l'Italia ha ancora una formazione culturale intrinseca, magari meno esibita in alcune zone d'Italia, più esibita in altre, ma ha ancora dentro di sé questa formazione. Sentivo un'intervista l'altro giorno da parte di una ragazza che ha fatto una battaglia particolare, insomma, che aveva subito delle traversie giudiziarie, e diceva: guarda, il codice e anche l'atteggiamento che la magistratura ha nei confronti dei soggetti donna imputati è ancora fortemente condizionato da una formazione patriarcale. A questa cosa, devo dire, mi ha un po' sorpreso, perché non ci avevo mai pensato, non l'avevo mai verificata nel corso dei miei anni di professione, anche di cronista di giudiziaria. Quindi la questione è questa: voi trovate ancora che la nostra società sia fortemente impregnata di patriarcato, e secondo voi che cos'è oggi? Perché poi, aggiungo la domanda e poi mi taccio, io credo che anche il maschio sia un po' in difficoltà in questo passaggio, in questa transizione. Vi chiederei qualche povera parola anche per l'altra metà, diciamo così, della popolazione, che forse fa un po' fatica a vivere alcune fasi di questa trasformazione, o no? Non lo so, è una mia supposizione, vi chiedo che cosa ne pensate. Prego, professoressa Compagno. Io penso che la nostra sia una società strutturalmente patriarcale. Patriarcale vuol dire oggi anche gestire le relazioni con le donne, con le ragazze che hanno delle ambizioni, che non è solo, no, un attributo di tipo femminile, no? Un uomo ambizioso e per un uomo essere ambizioso è una virtù, per una donna, donna è un vizio morale, cioè, sì? no, quindi questa mentalità di una società fortemente patriarcale, banalmente oggi, con la minor forza proprio intrinseca dei ragazzi, degli uomini, anche al confronto di donne che sono sempre più all'altezza, no? E manifestano le loro competenze, il loro coraggio, la loro forza, che non è più una forza fisica, ma una forza interiore, una resilienza, un coraggio nell'affrontare, che è indiscutibilmente superiore rispetto a quello che si può rinvenire medialmente in un ragazzo. Ecco, allora questa struttura patriarcale che porta con sé un lessico, che porta con sé un atteggiamento mentale, oggi anche banalmente si traduce in un paternalismo nei confronti della ragazza, della donna, no? Ma tu intanto fai così, cioè questo modo paternalistico di guidare o di consigliare, insomma, delle scelte, consigli che non faresti al ragazzo maschio o al collega maschio o al giovane dipendente maschio. Quindi una struttura fortemente patriarcale, in cui il lessico, il modo di pensare, il modo di ragionare incorpora perfettamente e funzionalmente questi stereotipi. D'altra parte è proprio questa struttura patriarcale che ha cancellato dalla nostra storia molte donne, molti talenti femminili. Amartya Sen, l'economista che ha vinto il premio Nobel nel 98, parla nella sua teoria di una nuova economia del benessere, di una nuova uguaglianza planetaria. Parla di donne mancanti, di donne sparite. Certo, in India donne mancanti, donne sparite significa parlare di diseguaglianza per quanto riguarda la salute, l'istruzione e quant'altro. Bene, nel nostro mondo le donne sparite sono quelle che non sono state citate. Dal punto di vista scientifico sono quei Nobel mancati, no? E mi piace parlare
donne che hanno contribuito al Nobel, Einstein, la moglie, piuttosto che Rosalind Franklin, che ha scoperto l'elica del DNA, ma il Nobel è stato dato per la struttura del DNA a Watson e Crick, mentre Watson aveva preso gli articoli e le fotografie originali della struttura a elica dalla Rosalind Franklin. E ci sono tantissime storie nel mondo della scienza in cui dentro una struttura fortemente patriarcale si realizzano le maggiori e le più grandi ingiustizie e disparità. Queste sono donne mancanti all'appello della storia, Nobel mancanti. Le stesse portatrici carniche sono donne mancanti nella storia del nostro paese, riconosciute solo nel 97 da Oscar Luigi Scalfaro. Io non le ho nemmeno studiate nella scuola elementare del mio paese in Carnia, le donne, le portatrici carniche. Quante donne mancanti abbiamo l'appello, ma proprio perché viviamo e siamo vissuti in questa struttura patriarcale. E nel mondo della scienza c'è questo famoso Matilda Effect, che è stato studiato da una storica della scienza negli anni 90, in cui si è dimostrato, e ha fatto uno studio su circa 20 anni longitudinale, che le scienziate vengono, per analoghi lavori scientifici, citate il 50% di meno rispetto a lavori analoghi fatti dagli uomini. Okay. Questo è il cosiddetto Matilda Effect, che limita poi, è stato dimostrato in base a dati consolidati da questa storica della scienza americana. Matilda Effect perché è il nome di una suffragetta americana. Quindi donne mancanti dentro, sparite, dentro una struttura patriarcale che ne ha determinato la marginalizzazione. La stessa osservazione sul patriarcato la giro anche a lei? Sul fatto basti pensare a quello che è successo durante il Covid per capire quanto sia ancora forte questa struttura, diciamo. Nel primo momento, quando c'è stato il primo lockdown, quello più diciamo drastico, e anche nei mesi successivi, senza neanche rendersene conto, è scattato il meccanismo automatico per cui erano le donne che dovevano portare sulle proprie spalle tutto il peso di un sistema di welfare che è ancora strutturato sulla base del fatto che laddove non c'è l'intervento pubblico sono le donne, solo le donne, a sopperire a queste mancanze. Tant'è che erano le donne che hanno dovuto lavorare, seguire i figli, e c'è stato un grande tema di perdita di lavoro soprattutto delle donne legato a questo effetto. Ecco, questo esempio concreto ci dice come noi abbiamo ancora una struttura per cui c'è questa divisione anche all'interno della sfera, diciamo, privata. Perché noi, e così dico anche due parole sulla seconda parte della sua domanda, cioè qual è il ruolo degli uomini? In questi anni sono stati fatti, sono stati già ricordati indubbiamente dei grandi passi in avanti rispetto al ruolo delle donne nella società, perché anche se guardiamo rispetto a 20 anni fa, oggi abbiamo molti più esempi, molta più partecipazione, in tanti ambiti è stato rotto il tabù della prima donna che occupasse un certo posto, e quindi in generale c'è stato un avanzamento della presenza delle donne nella sfera pubblica, diciamo. Quello che non è cambiato è stato il cambiamento degli uomini all'interno della sfera privata, e quindi noi abbiamo pensato di poter creare un sistema di parità
sostenibile facendo delle donne delle super donne, perché dovevano allo stesso tempo fare di tutto per raggiungere gli stessi risultati, gli stessi livelli e le stesse posizioni degli uomini, ma al tempo stesso continuare ad avere sulle proprie spalle la parte di cura, che non è necessariamente di cura dei bambini, perché questo vale anche per la cura dei genitori anziani o in generale di tutto ciò che riguarda appunto la sfera dell'accudimento. Questo tipo di impostazione non può essere sostenibile e secondo me è una delle ragioni per cui si fa così fatica, senza un intervento normativo, come ritornando allora alla domanda iniziale, ad avere un allargamento di una partecipazione delle donne in modo, come dire, più automatico, più veloce, perché non è praticamente possibile. Una delle conseguenze drammatiche di questa situazione è che non si fanno più figli, per esempio. È proprio di questi un'altra volta di più in questi mesi è stato lanciato l'allarme sulla questione demografica del nostro paese, ma è una situazione che viviamo ormai da anni e che sta sempre più degenerando ed è ancora una volta legato a questa mancanza di un cambiamento a tutto tondo della nostra società. E questa cosa non è che non si possa fare, è legata anche questo ad una intanto impostazione culturale e poi anche ad una organizzazione lavorativa, per cui così come alle donne, noi abbiamo impostato un'organizzazione lavorativa per cui sono concesse alle donne congedi di varia natura o flessibilità alle donne, ma queste sono modalità per segregare e per impedire ancora una volta la possibilità di avere una società che sia più equilibrata, perché la stessa cosa dovrebbe valere anche per gli uomini. L'organizzazione del lavoro potrebbe valere allo stesso, ma dovrebbe valere allo stesso modo anche per gli uomini, perché è vero che i figli li fanno le donne, ma questo riguarda solo, diciamo, il momento generativo, diciamo, ma poi i genitori, intanto i genitori anziani ce li hanno tutti, uomini e donne, e questo non cambia. E comunque i figli, una volta nati, gli uomini sono assolutamente in grado di potersene occupare tanto quanto le donne. Va bene, volevo avvisare il pubblico che fra qualche minuto daremo a voi la parola. Se c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare si può preparare, poi mi fa un cenno e gli do la parola. Vedendo avvicinarsi un po' il termine del nostro incontro, volevo chiedervi una riflessione su un tema che è uguale, ahimè, da nord a sud e pare non cambiare, che è la violenza. Ma non la violenza genericamente intesa, parlo proprio dell'omicidio, della violenza brutale che porta compagni, mariti, amanti, parenti a uccidere le donne. E come avete visto in questi ultimi periodi dopo il lockdown è ritornato tutto come prima, vorrei dire peggio di prima, con una serialità stupefacente. Quasi sempre il tema è quello dell'abbandono, cioè dell'uomo che non accetta o una diversa situazione affettiva della compagna o dell'ex compagna e comunque non accetta di essere come dire, abbandonato perché quella donna è un pezzo di me, quindi mi appartiene. Ora, mi rendo conto anche qui che è un tema assai complesso, però vi chiedo in che maniera secondo voi possiamo intervenire, perché tra l'altro la cosa spaventosa è che non c'è un tema generazionale, non è che gli anziani come me uccidono di più dei giovani, di quelli che hanno 20 anni, e sono uguali i maschi che uccidono, non c'è una differenza di età. Come pensate che possiamo introdurre anche qui un elemento di aiuto e di consapevolezza che la violenza non è il modo, anche qui mi rendo conto dell'enormità di quel che dico, non è un modo per chiudere una relazione? E comincerei da lei, professoressa Compagno. Beh, è una domanda un po' complessa e difficile. Giusto, poi queste violenze si sono accentuate col Covid, si è parlato di pandemia ombra, di pandemia occulta, violenze domestiche, convivenze forzate dentro spazi angusti, hanno aumentato le richieste di aiuto da parte delle donne, quindi
accanto alla pandemia del Covid c'è stata questa pandemia. C'è stata un'esasperazione, questa esasperazione, no, con i dati di richiesta di aiuto molto importanti. Ma qui c'è sempre naturalmente questo atteggiamento nei confronti della donna come oggetto di possesso, come no, un appendice di un'altra persona sulla quale puoi fiondare tutta la violenza che c'è, è frutta di una storia millenaria di stereotipi importanti. Certo, le stratificazioni culturali sono importanti, la cultura è importante per superare questi stereotipi e questo approccio nei confronti di una donna considerata debole, fragile, senza una sua struttura e quindi appropriabile. E queste sono manifestazioni di squilibrio contro appunto la debolezza che viene impersonificata nella donna. Quindi qui ci vuole cultura, formazione, pene severissime dal mio punto di vista e assistenza e percorsi congiunti con queste donne che si trovano spesso a convivere con queste persone che manifestano questi segnali di squilibrio. Quindi strutture protettive in grado di accompagnare la donna e di liberarla da questo ruolo, in cui spesso tace, non denuncia. E queste sono le sacche sulle quali dover urgentemente intervenire. Professoressa Mosca? Sì, questo è un argomento veramente gigantesco e di una drammaticità e non vorrei liquidarlo dicendo banalità che magari non riescono a cogliere la portata, perché effettivamente ogni giorno leggiamo la cronaca e è veramente incredibile che ancora si possano vedere anche la descrizione di come questi eventi sia in alcuni casi raccontata. Quindi anche in questo caso ci sono veramente tanti aspetti che rientrano. Ritornerei però appunto al discorso più generale, che era quello che aveva sollevato lei prima, perché questo aspetto così drammatico è poi in fondo la più drammatica e la più esasperata rappresentazione di un elemento che però è presente in modo molto diffuso, perché talvolta non ci si rende conto, si prende come così come qualcosa di normale una violenza che invece è presente appunto anche in un quotidiano e che non dovrebbe essere accettata e che invece è accettata e che io penso debba essere in primis contrastata attraverso davvero una riflessione rispetto al ruolo e al modo in cui gli uomini vivono il cambiamento sociale. La società è un corpo in continuo mutamento e così come le donne stanno vivendo questo mutamento e lo stanno, come dire, tematizzando da tutti i punti di vista, io credo che sia così importante anche tematizzare il cambiamento del ruolo anche da un punto di vista proprio psicologico, individuale, per cui alcuni atteggiamenti e la raffigurazione del maschile che era tipica di qualche decennio fa, oggi non è più accettabile e non è neanche così corrispondente a quello che tanti ragazzi vogliono, cioè ragazzi che vogliono e che possono liberamente mostrare la forza e la debolezza insieme, che possono mostrare degli aspetti che erano considerati magari dei difetti in passato e che oggi invece sono considerate delle qualità, quindi avere magari una capacità, un'intelligenza emotiva maggiore, avere una capacità di collaborazione invece che mostrare solo l'assertività. Ecco,
sono tutti questi aspetti che io credo, se venissero più tematizzati, potrebbero anche aiutare un percorso di cambiamento del ruolo complessivo degli uomini nella società e che sicuramente agirebbe a tutto tondo su tutti gli aspetti che abbiamo trattato oggi nella conversazione che abbiamo avuto. Possiamo fare un applauso intanto alle nostre due ospiti, così facciamo un piccolo break. Grazie. Noi vorremmo sentirvi, se c'è qualche domanda, qualche questione che volete porre, magari qualcosa a cui io non ho pensato, e ce ne saranno molte. Vediamo. Grazie alle relatrici e al direttore Monestier. In base a quello che avete detto, così mi viene una riflessione. Noi come associazione facciamo cose lente e le cerchiamo di approfondirle. Un articolo della Costituzione lo facciamo in 2 anni, come l'articolo 3 o come l'articolo 9. E per noi la lentezza è un valore. E chiaramente siamo fuori dal mondo, perché tutto ci rema contro e il mondo vuole esattamente il contrario, la velocità massima. Io uso la metafora che a noi piace essere palombari e non amiamo assolutamente i surfisti, perché proprio il modo con il quale si guarda il mare è diverso, la velocità con la quale si guarda il mare è diverso, gli angoli con i quali si guarda il mare sono diversi. Vorrei, riguardo a questo e a questo modo e approccio che abbiamo nei confronti della vita, fare una riflessione su quello che avete detto, ovvero la velocità. Cioè non pensate che tutte le cose che avete detto siano corrette, ma abbiano un problema. E il problema è la difficoltà, in particolare, come ha detto il direttore, dell'uomo, del maschio, di metabolizzare così tanti cambiamenti radicali, culturali, in così poco tempo. Quindi non avvertite un problema di, come dire, gestione del tempo o di velocità con la quale noi non riusciamo a stare dietro? Grazie. E vediamo se ne possiamo raccogliere anche qualcun'altra, così poi facciamo una risposta complessiva. Grazie. Beh, innanzitutto voglio subito dare un caloroso benvenuto alla professoressa Fornero che ho visto entrare in questo momento e quindi è un piacere averla qua ad ascoltarci. E io mi sento in famiglia perché ho collaborato con tutte le persone che stanno parlando in questo stimolante incontro e volevo solo dire la domanda del direttore sulla violenza di genere non è stata estranea al tema di oggi, perché ricordiamo che il tema delle quote parla di una violenza, della violenza economica, quindi siamo sempre lì. Non solo, ma per fare breve e dare spazio alle risposte, quale contributo voglio dare? Il contributo è che oggi il PNRR ci sfida a riflettere su questo tema. Ci sfida a considerarlo una priorità trasversale e mi pare però che non lo stiamo facendo, cioè che il cantiere è un po' sguarnito e invece noi dobbiamo dare dei contributi, tutti noi nel nostro ambito. Per cui quando parliamo del problema, ad esempio, della simmetria familiare, dobbiamo forse chiederci, ma mettiamo anche nelle famiglie delle quote di genere, delle quote sui tempi di cura, delle quote sulle cose che vengono distribuite dando per scontato che sono cose di donne. Non solo, ma appunto il mio messaggio è: cerchiamo in ogni cosa di usare gli occhiali di genere. Ecco, nel mio piccolo, con il comitato scientifico di questo festival, Paolo lo sa benissimo, io ho sempre cercato di individuare le voci di donne che diano un contributo a tutti i temi. E quindi è questo che dobbiamo imparare, a vedere quello che è invisibile. La professoressa Compagni ha parlato delle donne che mancano, ma ci sono proprio delle questioni che noi non vediamo, perché sono talmente normali, talmente siamo cresciuti, abituati, che non le vediamo più.
Io sono ottimista, spero nelle nuove generazioni, vedo un grande cambiamento e quindi credo che sia importante accelerare il passo, perché la lentezza non diciamo con un balzo nel vuoto, ma forzando e le quote di genere di cui stiamo parlando. Io mi ricordo benissimo la discussione iniziale sull'illegittimità delle quote di genere, invece poi abbiamo visto che sono legittime costituzionalmente, non solo sono giuste ma anche convengono. Ecco, quindi allora dovremmo sviluppare la nostra fantasia e chiederci cosa possiamo fare noi, ma non solo noi chiedendolo alla politica, ma anche noi nel nostro quotidiano. Grazie. Grazie. Possiamo, se credete, cominciare a rispondere? No, c'è ancora una? Sì? Chiedo scusa, non ho capito. Sì, ce n'è ancora una? Sì, prego. Sì. Allora, volevo fare una riflessione e una domanda ad entrambe le ospiti. Quanto è stato fatto dal punto di vista educativo a partire dalla formazione primaria per educare le giovani donne e anche i futuri loro compagni anche dal punto di vista dell'aspetto terminologico? Quanta educazione alle giovani donne, ai giovani uomini su quelle che sono le parole del patriarcato che andrebbero eliminate, che andrebbero stigmatizzate, e quindi da questo punto di vista quanto è importante la formazione, quanto ha fatto, se ha fatto in merito? Senta, posso chiederle se lei ha in mente qualche parola? Qualcuna? No, al momento no, al momento non mi viene in mente. Va bene, allora comincerei a rispondere, che mi pare che è già tanta roba, cominciando dalla professoressa Mosca. Però scusate, ascoltando l'intervento precedente mi è venuto in mente un altro tema che ho scordato, però che è fondamentale, che è quello della parità di retribuzione. Io ho una condirettrice molto brava nell'altro giornale che dirigo, che è Il Piccolo, che mi dice: guarda, io non voglio che tu mi consideri una quota, voglio che mi consideri una professionista, e io credo che mi sentirò una professionista soltanto quando tu mi dirai che sono pagata tanto quanto il mio corrispondente maschio dell'altra testata che dirigo. Allora io l'ho rassicurata, perché nella mia azienda non c'è questo problema, cioè gli uomini e le donne sono pagati in base alla qualifica, all'anzianità, insomma questa cosa diciamo è normata in maniera molto equilibrata. Però non è così dappertutto, ogni volta che guardiamo gli stipendi degli uomini e delle donne scopriamo che un divario c'è. Ora non voglio impegnarla per i prossimi 10 anni in un nuovo provvedimento, però chiedo a lei Mosca se aggiungendo questa domanda a tutte le altre che avete sentito, se questo è un problema che in qualche modo è risolvibile, non dico per via normativa, ma insomma quali sono i passi che possiamo compiere perché a parità di funzioni ci sia parità di compenso. Tante cose, sì, allora cerco di rispondere un po' alle varie sollecitazioni. La prima riguardo al tipo di intervento fatto a partire dai bambini insomma, alle scuole primarie per proprio cambiare questo approccio. Io non so quanto sia stato fatto da un punto di vista di sicuramente dei percorsi sono stati fatti, ma vi faccio ancora una volta un esempio aneddotico, se vogliamo, ma che la dice lunga, e non è sul linguaggio ma sulle immagini, che come sappiamo le immagini sono ancora più potenti in alcuni casi rispetto a quello che si forma nel modo di pensare dei bambini. Mia figlia, che ha 9 anni e fa la quarta elementare in una scuola di Milano, quindi dove si aspetta che questi discorsi siano ora un po' più consuetudine, dove ci sono tante donne che lavorano e quindi che hanno ruoli in tutti gli ambiti. Nel suo libro di storia, quando si parlava della scienza e di quali fossero i mestieri degli scienziati, c'era una intera pagina di fotografie solo di uomini. Ecco, questo la dice lunga rispetto al fatto che certamente tanto è stato fatto, ma ancora tanto deve essere fatto, perché se non cambiamo, lo sappiamo ormai per certo, questo tipo di segregazione e la diversità culturale inizia dai bambini molto piccoli e quindi bisogna intervenire in tutti i modi possibili
banalmente, mi viene da dire, ma anche facendo in modo che non ci sia questo tipo di rappresentazione di quella che è la nostra società, la società nella quale noi viviamo. E brevemente per rispondere al tema della parità salariale, certamente il tema della parità salariale è un altro tema su cui tutta l'Europa in realtà si sta cercando di impegnare, molto difficile perché da un punto di vista normativo è già così in tanti paesi ed è già impossibile che ci sia un divario di retribuzione a parità di livello, a parità di mansione, ma nei fatti questo non avviene. Ancora una volta mi viene da dire che al di là degli interventi normativi che riguardano l'obbligo per esempio di pubblicazione delle retribuzioni, la disclosure eccetera, io penso che sia necessario che ci sia un intervento culturale di nuovo e dico questo perché è di poche settimane fa un nuovo dato disarmante per cui il nostro paese è il ultimo paese dell'OCSE per educazione finanziaria, specialmente delle donne. Se non c'è questo tipo di consapevolezza anche individuale, è ovvio che poi nel momento in cui si va a negoziare, si vanno a trattare, perché poi ciascuno, al di là della norma, ciascuno poi negozia i propri aumenti, bonus e tutto quello che riguarda la retribuzione, è ovvio che non si riuscirà poi a sostenere nessun intervento normativo. Infine una ultima parola rispetto al tema della lentezza e della rapidità. Ecco, io non vorrei che dietro alla lentezza, dietro al fatto che c'è necessità di lasciare il tempo che le cose cambino, ci sia un po' una giustificazione per non cambiare. Noi abbiamo visto che la nostra società di fronte a degli eventi assolutamente inaspettati ha saputo cambiare in modo rapidissimo, in modo drastico. Basti pensare che cosa è successo nel nostro paese in termini di digitalizzazione, perché di fronte ad un evento straordinario, drammatico, però abbiamo dovuto affrontarlo e abbiamo dovuto mettere in atto tutta una serie di contromisure che ci hanno fatto cambiare. Ecco, io penso che noi ci troviamo di fronte a questa stessa, in tanti ambiti della nostra vita, ci troviamo di fronte a questa necessità di cambiare, perché non è che lo si debba fare perché bisogna essere buoni nei confronti delle donne, ma perché ormai è dimostrato in tutti i modi che il fatto di avere una società più equa fa bene a tutta la società. Quindi non è una concessione che viene fatta dagli uomini verso le donne, ma è una concessione che ciascuno fa a se stesso, sia esso uomo o donna. Chiarissimo. Professoressa Compagno, a lei l'ultimo intervento rispetto a questi temi. Prego. Sì, parto da questo, quindi dalla prima domanda del Presidente Paolo. Il tema della lentezza nella storia è un tema importante, ma tutte le società evolvono attraverso, e anche i sistemi, anche gli organismi viventi, attraverso periodi di evoluzione e periodi di rivoluzioni, cioè degli scossoni. Abbiamo avuto il Covid, lo scossone, guerra, lo scossone. Questi sono momenti che si intersecano, si intermezzano i periodi di evoluzione. Quindi periodi di rivoluzione, evoluzione e rivoluzione. In queste fasi di rivoluzione anche le quote rosa hanno inserito una piccola rivoluzione che ha avuto un impatto sulla segregazione verticale, certamente non a cascata, cioè abbiamo applicato la norma e i consigli di amministrazione sono campioni di diversità, i consigli di amministrazione in Italia per effetto della legge Golfo-Mosca, ok? Questa è stata una piccola rivoluzione che ha accelerato dei meccanismi di evoluzione naturale che sarebbero arrivati chissà quando. Certo, c'è da fare di più. Bisogna produrre delle rivoluzioni per quanto riguarda la parità di genere, perché i meccanismi evolutivi sono troppo lenti. I talenti delle donne non arrivano alla società.
la società ha bisogno dei talenti delle donne, ha bisogno quindi di un nuovo apporto di capitale umano qualificato. Quindi non solo andiamo a sconfiggere, a bucare i soffitti di cristallo, ma quello che dobbiamo fare quotidianamente nelle nostre evoluzioni è cercare di livellare i dislivelli di partenza, di piastrificare strade bianche e piene di buchi nelle quali le donne devono camminare per raggiungere il punto da cui puoi partire in competizione con l'uomo. Quindi attenzione, c'è molto da fare e questo da fare ha bisogno di rivoluzioni che sono più rapide del tempo richiesto dall'evoluzione, che andrebbe naturalmente. Questa è la prima cosa. L'altra cosa, la ragazza, quando sono diventata rettrice, sono venuti a chiedermi, ma adesso come la chiamiamo? Rettora? Reggitrice? Sì, reggitrice. No, reggitrice no. Quindi non trovavano il termine per chiamare rettrice, perché semplicemente, non perché non esiste, ma non viene sostanzialmente usato. Riguardo al gender pay gap, questo è uno degli elementi importanti che limitano e distorcono l'inclusione della donna nell'economia. Ricordiamoci questo, includere la donna nell'economia, nel mercato del lavoro, significa crescita economica. È stato dimostrato da moltissime ricerche portate anche dal Fondo Monetario Internazionale. Questo è un fatto importante. Quindi questo è un elemento da togliere, questo è un elemento che deve essere evidentemente tolto. Quindi l'inclusione economica innesta dei circoli virtuosi. Più una donna è inclusa economicamente, più una donna è libera di scegliere, fra cui scegliere di fare figli. Abbiamo dei dislivelli importanti in Italia. Per la questione delle parità di genere c'è l'Italia del Sud, l'Italia del Nord, le aree interne e le città metropolitane, con differenziazioni territoriali importanti. Campione nel mercato del lavoro il Trentino Alto Adige per quanto riguarda l'inclusività. Ebbene, laddove il mercato del lavoro è più inclusivo con la donna, c'è il maggiore e più alto livello di fecondità. Laddove, come nel sud e nelle isole, non c'è questa possibilità di entrare nel mercato del lavoro da parte della donna o è molto difficile, disparità di accesso, c'è una minor fecondità. Quindi l'inclusione della donna nella società, nell'economia, nella politica è un meccanismo che di per sé crea valore, porta maggior benessere e porta maggiore evoluzione. E questo non è una questione di donne, è una questione di uomini, di donne, di società. Ma senta compagno, però noi abbiamo finito, però lei mi stimola una domanda che per me è veramente insopprimibile, però mi deve dire perché in questa regione, Friuli Venezia Giulia, con un livello di scolarità mediamente alta, buone istituzioni universitarie, scolastiche, la politica non è poi così malaccio, le nostre strutture funzionano, la sanità c'è il secondo tasso di natalità più basso del paese, siamo una regione anziana con un'emigrazione giovanile peraltro molto alta e con un tasso di fecondità fra i più bassi, ma non solo d'Italia, siamo secondi dopo la Liguria, ma siamo ai primi posti al mondo. Io questa cosa non me la so spiegare, non siamo un territorio così marginale, c'è lavoro, c'è un tasso di disoccupazione che è più basso della media italiana, cioè adesso non voglio fare il panegirico del Friuli Venezia Giulia perché cioè, di difetti ce ne sono pure qua, però perché qua non facciamo figli? La perché? struttura demografica pesa in modo importante. Cioè una popolazione anziana, prevalentemente anziana. Va bene. Vabbè. Va bene, noi abbiamo finito su questa affermazione della professoressa Compagna, abbiamo finito. La sola, ovviamente, bisogna vedere tante variabili, ma questa è una variabile. Va bene, era una buona domanda da cui partire l'incontro, non per chiudere perché diventa molto lunga. Allora, grazie alla nostra ospite che è stata gentilmente collegata in remoto, comunque l'abbiamo sentita benissimo, quasi. Grazie
a voi. come se lei fosse qui. Grazie molte, grazie alla Grazie. professoressa Compagno, grazie. Grazie a voi e grazie al Festival della Costituzione. Viva la Costituzione. Grazie. Alla prossima.